Cari telespettatori, eccoci qua con voi da intraprendere uno straordinario viaggio, quindi stacchiamo anche quest'oggi dalla realtà del quotidiano e con il nostro ospite Maurizio Chiovato, ben ritornato qui con noi. Grazie a tutti voi. Che è un viaggiatore subacqueo, esperto di riprese, svolge altra professione per potersi permettere anche questo, ovviamente, però ha una passione da tantissimi anni e con il suo supporto, ringraziandolo, possiamo anche noi intraprendere virtuali, per adesso soltanto virtuali viaggi che però ci fanno sognare e che piacciono a molti perché abbiamo avuto delle osservazioni e dei riscontri molto positivi. Grazie, mi fa piacere. Anche ai bambini, tra l'altro, quindi abbracciamo questo ulteriore target molto, molto interessante. E vediamo un po' di capire questa volta dove lei ci vuole portare. Allora, qui partiamo sempre da Venezia e andiamo in America Centrale, in Costa Rica. Lo scalo non è, il volo non è diretto, Venezia-Madrid e Madrid-San José. San José è la capitale del Costa Rica. Quante ore circa? Sono 10 ore di volo da Madrid a San José e 2 ore per fare Venezia-Madrid. Non è un volo lunghissimo. In quell'epoca lì c'era il famoso vulcano che eruttava e abbiamo avuto dei problemi con gli aerei perché avevano cambiato le destinazioni, praticamente non si poteva più fare il volo diretto ma dovevamo evitare le nuvole delle ceneri. C'era sopra l'Islanda il famoso vulcano che eruttava. Poi comunque anche qui in Costa Rica vedremo un bel vulcano. Andiamo per ordine allora. San José è la capitale, noi siamo arrivati a San José. Un consiglio che posso dare quando si tratta di un viaggio che si parte per una crociera, quindi non si è più reperibili, vale sempre la pena di fare una sosta. Perché una sosta? Nel caso del nostro gruppo 2 non è arrivato il bagaglio e questi qua il gruppo si è diviso, c'è chi ha fatto i 4 giorni che adesso vediamo girando i parchi naturali che ci sono bellissimi in Costa Rica e chi è venuto direttamente per partire con la crociera. Questi che sono venuti direttamente per partire con la crociera, a 2 non è arrivata la valigia e l'hanno trovata al ritorno quando siamo arrivati, però hanno fatto tutto il viaggio in crociera senza niente, per cui vale la pena di fare una sosta. Magari erano anche subacquee, sì, ma anche tutta la parte fotografica l'avevano messa in carlinga, per cui tutte le attrezzature non è neanche potuto fare le fotografie. E quello è un delitto spaventoso, per cui è importante, io lo consiglio a tutti, in qualsiasi caso di fare una sosta nell'aeroporto dove si arriva nella città più vicina, perché se c'è un disguido tecnico che non arriva ai bagagli, è sempre che non vada smarrito, perché se va smarrito proprio allora è un problema e arriverà quando arriverà, se arriverà, ma se è solo un discorso tecnico il giorno dopo il bagaglio arriva, ma se si è reperibili te lo vengono a portare e in caso invece per questi amici che sono partiti e sono montati in barca la valigia l'hanno avuta dopo 15 giorni. Mamma mia, assolutamente, quindi questo da evitare. Esatto. Quando allora, quindi una sosta di un giorno nella capitale sostanzialmente? Sì, sostanzialmente questo è il consiglio, noi ci siamo fermati 4 giorni perché Dario è una persona squisita, era già andato in Costa Rica, ha organizzato il giro dei parchi in una maniera eccezionale. Sono belli? Molto molto belli, veramente molto belli. Che tipo di parchi sono? Allora sono parchi, allora abbiamo il vulcano, per dire l'Arenal, vulcano Arenal, che è 1600 metri di altezza, che è attivo dal 1968. E questo vulcano qui, lo abbiamo visto, si vedrà adesso nel filmato, però premetto perché poi le immagini sono anche corte, quindi dire tutto nel momento che passa l'immagine poi è difficile. C'è la nuvoletta di fumo di giorno e poi invece di sera, di notte si vede proprio la colata lavica, quindi è molto bello. E poi abbiamo degli animali piccolissimi, i colibrì, che vi spiegheremo anche meglio. E quando andiamo ai parchi nazionali, una cosa importante da dire, Costa Rica è la prima nazione, io credo che sia l'unica al mondo che non ha l'esercito, ha abolito l'esercito perché tutte le spese militari le ha devolte all'istruzione e alla sanità. Quindi pur essendo una nazione povera, perché il loro passato è di agricoltura e fanno praticamente l'esportazione della frutta, sono i secondi attualmente ancora al mondo come esportazione di ananas e di banane. Hanno tralasciato l'agricoltura per darsi più alla parte tecnica con esportazione di componenti elettronici e esportazione di elettricità con centrali idroelettriche. Loro pensano entro il 2021 di abolire
abolire la dipendenza dal petrolio, cioè avere tutte energie pulite e non avere più nulla a che fare con le energie fossili. Insomma, hanno fatto un salto. Stanno facendo un grande salto proprio di qualità e che è veramente bello. Adesso parliamo invece della parte naturalistica. Ci sono degli animali che non sono facili da vedere, i bradipi. Quando uno dice sei lento come un bradipo, allora spieghiamo che il bradipo ci sono di due tipi, bidattilo e tridattilo. Sembra una differenza da niente. Bidattilo ha due unghie che sarebbero due dita, tridattilo ne ha tre. Uno dice vabbè, ma non è tanto. Allora, il tridattilo si alimenta solo di foglie e fa tutta la vita nell'albero dove si alimenta. Scende a terra per fare i bisogni una volta alla settimana. In queste pause in cui va a terra, si trova una compagna al momento dell'accoppiamento casuale. Per dire, il tridattilo, quindi, allora, questo è il tridattilo e ha una velocità di 24 metri all'ora. Velocissimo. Il bidattilo invece vive meglio, nel senso che si alimenta di frutta e ha una velocità vertiginosa, va via a 400 metri all'ora. Ma rispetto ai 24 è vertiginosa, ma a 400 metri all'ora capiamo che è una velocità lentissima anche questa. Loro vivono in climi molto caldi e molto umidi, addirittura nella pelliccia che hanno si formano delle alghe, perché non si asciuga neanche la pelliccia, il loro pelo, e si forma delle piccole alghe come fossero in acqua. Quindi ci sono microrganismi che vivono esatto, all'interno, tranquilli. Tranquilli lì. Un'altra cosa ancora, l'accoppiamento è praticamente sempre casuale, la femmina, una volta la gestazione è 6 mesi, quando il piccolo cresce, lascia il piccolo, quando è autonomo, sull'albero dove c'era lei e lei si trova un altro albero. Il piccolo resta il piccolo resta nell'albero dove è nato. Ma da solo? Poi da solo. Sì, beh, chiaramente quando ha raggiunto l'età dell'indipendenza, certo, sì, non è che lo molla sì, subito, sì. Un senso materno ce l'hanno. E questi qua. Quindi sono questi gli animali che avete potuto anche vedere. Poi voi vi siete, dopo qualche giorno nel parco, che vedremo qualche immagine, immagino vi siete trasferiti, cioè avete preso un altro aereo? No, qui si arriva solo proprio per via mare. Destinazione sono Isla de Coco. 36 ore di navigazione, 36 o 40 o 42, minimo 36 se il mare è calmo, e si arriva solo via mare. Non ci sono piste d'atterraggio, non ci sono alberghi, non c'è niente sull'isola, c'è solo un centro dei ranger che controllano che non arrivino pescatori di frodo. Purtroppo la corruzione, come c'è in tutti i paesi, c'è anche lì ed è molto elevata. Cosa succede? Che loro dipendono da terra per ricevere sia le provviste che i carichi di benzina. Il carico di benzina, quando a terra ricevono una bustarella, non gli fanno arrivare la benzina per dare il tempo ai pescherecci di arrivare, buttare le reti e scappare, e poi gli fanno arrivare la benzina. Quindi c'è tutto un discorso di, purtroppo, in un parco bellissimo, perché poi vedremo quello che c'è sotto e quello che c'era, perché ho preso anche delle immagini che non ho visto io, ma però le ho messe per dare un'idea di quello che c'era, dopo vi dirò quali sono e tutto. Quest'isola è di una meraviglia, una foresta intricatissima, e è stata presa per girare alcune immagini di Jurassic Park. E quindi ecco. Poi ho messo un pezzettino dove c'è l'elicottero che arriva per farvi vedere Jurassic Park e per far capire dove eravamo. Possiamo partire con le... Direi che possiamo partire. Allora, partiamo con queste immagini che ci coinvolgono. Quindi adesso quello che cominciamo a vedere nel girato, cosa rappresenta? Adesso qui noi partiamo dalla capitale, partiamo da San José e vediamo, praticamente loro hanno sempre la parte semplice, che loro si alimentano con il cocco, che qui lo taglia, che loro bevono il succo del cocco e mangiano la polpa, questa è la base. Poi sempre la frutta tropicale. Questa qui è la cattedrale in cui c'è il ricordo agricolo, perché loro erano una nazione principalmente agricola. E qui il colibrì, questo colibrì qua, questo uccellino piccolissimo che ha questo battere d'ali fortissimo, quasi quanto la vespa, e si alimenta del polline dei fiori. E questo è proprio veramente... Anche i colori sono bellissimi, perché c'è un'umidità notevole. Cos'è l'umidità? L'80-90%? Allora, piove 8.000 millimetri all'anno, quindi sono 8 metri d'acqua.
abbiamo capito bene, questo a Costa Rica, 10 metri d'acqua, 10.000 millimetri invece all'isola di Coco. All'isola di Coco c'è, ecco, ad esempio, un nido vicinissimo a dove eravamo con il bungalow e c'era questo uccello che stava covando. Poi nel momento che si è alzato, poi sono bellissimi perché non hanno paura, non scappano, si avvicinano. Questo è il piccolo, ecco, era proprio lì, l'abbiamo un attimo come disturbata. siete riusciti anche a trovarlo, a vederlo? Perché... Ma era in fianco al bungalow nostro, proprio perché non hanno problemi di paura. Beh, qui hanno fatto delle cose, qui siamo nel parco del Tabacón. Qui, tanto per dare un'idea, questo com'era il bungalow nostro, era confortevole. Questa era la doccia, guardate solo la doccia come era stata strutturata, quello che era fatto di coreografia interno al bungalow con tutta la natura verde e la doccia. Questo è il vulcano che dicevo prima, il vulcano Arenal, che lo vediamo di giorno con la nuvoletta che viene fuori. È un vulcano classico, proprio la classica forma a vulcano del monte a cono che va su, e adesso lo vediamo di notte, come viene fuori la lava, e quello, anche questo è uno spettacolo da vedere. Per carità, uno che abita in Sicilia con l'Etna l'ha visto tante volte, magari fa più paura l'Etna, però io che sono andato lì, vedere questi getti di lava nella notte come poi si sparpagliano, sembrano dei fuochi artificiali ed era invece la fuoriuscita della lava. Comunque ben lontano dalle zone abitate. Sì, qui siamo a un'ora e mezza di macchina praticamente da dove eravamo, sì. No, qui abbiamo fatto tutto il giro. E adesso lasciamo un po' andare avanti le immagini perché ci sono anche delle cose simpatiche. Comunque si fa impressione. Vero? Fa impressione. Ecco, questo è il parco termale che vediamo e qui ci sono delle terme perché appunto un vulcano così attivo, abbiamo un'acqua molto calda, ecco qua, torrenti proprio, ma si faceva fatica a entrare da quanto era calda l'acqua. Che temperatura avrà avuto? Credo oltre i 40 gradi, sì. Oltre i 40 gradi. Ed ecco qua tutto il gruppo che stiamo andando a fare un'escursione sopra la foresta. Qui c'è una teleferica che ci porta in cima, si chiama Star Trek e ci sono dei cavi in acciaio che con una carrucola si scende in 3 tranche a 200-300 metri d'altezza perché si è alti, e qui vediamo, ecco com'è la partenza, cioè uno è attaccato alla sua carrucola, lì abbiamo in tutta sicurezza. In tutta sicurezza, e dal via e si parte e si va in discesa libera. Quando si arriva, in questo caso il freno è altro non è che quella cima che vediamo che blocca la carrucola. Ecco qua, e qui è Dario che ha organizzato questo bellissimo tour a terra, è stato bravissimo, bisogna dirlo. Ecco qua, faccio vedere come ho fatto la ripresa, perché ho fatto la ripresa anche della caduta, e qui vediamo come si andava via, come se voi foste a bordo con me. Chiaramente dovevo tenermi attaccato, per cui la telecamera non potevo proprio manovrarla molto bene, l'avevo appoggiata nel petto, me ne ero legata da non perderla, ma però qui vediamo com'è la velocità, com'è il panorama, e soprattutto, ecco, qui ci si rende conto anche della velocità a cui si va, perché si passa proprio vicino agli alberi e li vediamo come sfuggono via. E qui è proprio una cosa adrenalinica, ecco, diciamo, molto bello, molto bello. Qui ecco un altro arrivo, vediamo Francesco che arriva giù e viene sempre fermato, abbiamo un cavo che blocca così, ecco, e ci arriva. Altra cosa, gli animali, il tucano è del Brasile, però ce l'hanno anche lì. E questo qui, guardate la bellezza di questo uccello, arrivargli così vicino non è stato facile, ma è veramente bello, proprio bellissimo. Guardatelo com'è. Che colori straordinari, cioè, però per me e qui le iguane terrestri, erano su un albero, ce ne saranno state 200. Ma è una roba impressionante, impressionante quanti erano, ma di animali qua è proprio veramente pieno e sono liberi. Quante dimensioni hanno? Sono sui 60-70 centimetri di lunghezza. Guardale che belle. Ma proprio veramente belle. Ma non sono pericolose? No, assolutamente. Sono a sangue freddo, loro alla mattina stanno fermi al sole per prendere proprio il calore per poi muoversi durante la giornata. Ricordiamoci che le iguane si sono trasferite, non si sa bene come è stato e via di seguito, alle Galapagos. Sono le stesse iguane, però sono diventate iguane d'acqua. Si alimentano, perché lì non hanno il verde che hanno qui, si alimentano di alghe.
nelle Ma Galapagos. sono un po' più grandi alle Galapagos? No, stessa grandezza, sono leggermente diverse così morfologicamente, ma sono uguali. Questo è un fiume e qui abbiamo i coccodrilli, una presenza importante di coccodrilli. Ma Qui li quindi vediamo... voi stavate camminando tranquillamente? Eravamo Avete visto? sopra questo viadotto e la guida ci ha fermato e dice vediamo se ci sono i coccodrilli sotto. E Guarda caso ci ce ne sono. saranno stati 10. A questo punto, forza e coraggio, dai, andiamo più vicini, e siamo scesi lungo l'argine, siamo stati a vedere. Però questi animali, molte volte, moltissime volte, ha più paura l'animale di noi. Certe volte siamo aggrediti perché i nostri scatti per la paura credono, fa sì che l'animale pensi che noi lo vogliamo attaccare. Ecco, qui gli siamo Però andati sono molto grandini. vicini, sono grandi, sì, no, sono grandi per quello, sì. Siamo andati vicini e come ci siamo avvicinati oltre il loro limite che ci danno di sicurezza, sono scappati loro. Qui vediamo una bella aquila. Pronta ad aspettare Sì. la preda. La sua preda, sì. E qui entriamo nel parco Manuel Antonio. Vediamo questa erba qua che appartiene alla Si famiglia chiude, delle sì. carnivore, sì, che comunque di carnivoro non ha niente. E qui il bradipo che dicevo prima. Poi Ecco anche lì qua. li avete visti liberi, tranquilli? Liberi, tranquilli, ma il bello è che siamo andati in questo parco, oh finalmente un bradipo, guarda il bradipo, guarda il Che bello. bradipo, e dopo ne avevamo uno davanti alla finestra dell'albergo, sull'albero davanti. Ma eccole qua. Ah, una cosa, si verdassi. pensa che il bradipo sia una scimmia, il bradipo non è una scimmia, il bradipo appartiene alla famiglia degli sdentati, anche se invece ha i denti, e la famiglia degli armadilli, dei formichieri, appartiene a questa categoria. E qui vediamo la velocità che vi dicevo prima, qui addirittura... Molto prudente, Molto insomma. prudente, sì. Ma però purtroppo essendo così lento è anche facilmente vittima di altre. Guardiamo il salto qui delle scimmie. Qui abbiamo tipi di scimmie più simpatiche che in molti altri posti, tipo in Oriente. Qui abbiamo le scimmie urlatrici, fanno paura, l'urlo fa paura, l'urlo fa vero? paura. E poi invece una scimmia bellissima, che adesso vediamo tra un attimo, la scimmia cappuccino, che ha la testa bianca, ma proprio è veramente molto simpatica da vedere. Adesso tra un attimo la vediamo meglio. Eccola qua, eccola qua. Questa è la scimmia cappuccina. Bellissima. Bianca, e vediamo qua, e queste qua. E questa è come si trastulla con i cavi elettrici proprio, sì. Qui è finito il parco, dall'umido che eravamo dentro abbiamo trovato questa spiaggia e prendiamo un attimo di relax e dopo, questo è il gruppo appunto dell'avamparte, qui un bel tuffo in acqua, ristoratrice, dopo tutto l'umido patito nella foresta andiamo dentro qua. E questo è qui. Che temperatura c'era? E c'è anche una 35 gradi, ma 35 gradi umidi, per cui sono quindi pesanti. abbastanza pesanti. Tante sì. zanzare, insetti? No, oppure... zanzare no, non me ne ricordo a dire il vero, no, zanzare direi di no. Insetti, beh, insetti tantissimi, però ad esempio anche serpenti non ne abbiamo visti, per dire, proprio, no, queste qui. Eccolo Ecco qua. il radio, questo era davanti all'albergo. Sembra morto, immobilizzato. Ah, ricordiamoci che loro dormono 19-20 ore al giorno. Quindi Cioè, vivono anche a lungo. Vivono anche a lungo. 4 ore. Ecco qua, quello che dicevo prima di Jurassic Park. E qui adesso ci stiamo trasferendo all'isola de Coco. In questo caso vediamo il frammento che ho preso del film che sta volando sopra l'isola de Coco. Ah, proprio sono riprese fatte in quell'isola. Fatte in quell'isola, quindi questa esattamente. ci fa capire il tipo di vegetazione che poi Impenetrabile, veramente. E qui ecco dove è atterrato, che dopo hanno riportato esattamente tutto com'era, cioè quello che hanno fatto era in prefabbricato e via di seguito, ma hanno tolto tutto. Questa era la condizione sine qua non per poter usufruire, ecco quali i fuoristrada di Jurassic Park, e qui siamo nella stessa cascata dove è atterrato l'elicottero, che siamo arrivati noi. Queste vostre, sono Questa vostre era la nostra immagini. ripresa e questa qui era la cascata appunto che è stata ripresa nei film di Jurassic Bellissimo, Park. cazzo, Però guarda che nel Jurassic Park è stata fatta la ripresa anche aerea di tutta l'isola, che si vede tutta questa Sì. foresta impenetrabile, dove c'è questa altissima piovosità, perché parliamo che sono 10 metri, 10.000 millimetri all'anno d'acqua. Però in Quindi virtù del fatto che non c'è cementificazione né niente, Esattamente, l'acqua fa il suo esattamente, corso. fa il suo corso. Dopo una pioggia circa, questi sono i volontari, i ranger dell'isola de Coco. Mamma mia, questa è acqua. Questa è acqua che viene proprio. giù, sì, questa è acqua che viene giù. E dopo però ci sono delle belle schiarite, si vede proprio benissimo,
la natura che fa il suo corso. Qui è dalla barca, eravamo con l'Aggressor, la flotta dell'Aggressor. Proprio l'acqua cristallina, azzurra, colori completamente diversi. Cristallina, esattamente. Qui siamo, non c'è barriera corallina, è un'isola vulcanica e un fondale un po' scuro, e qui c'è la grande presenza degli squali martello, perché proprio è una cosa incredibile, però non solo gli squali martello. Comunque adesso vedremo cos'altro ci vi ha atteso. Pubblicità, pochi secondi.